Il nostro obiettivo come Serendipity per questo progetto è di, attraverso una serie di corsi e di laboratori, per arrivare a capire cosa si può fare a livello urbano per creare agricoltura urbana diffusa, quindi come usare ambienti urbani dismessi o poco utilizzati per far crescere insalate, robe da mangiare in città. L'obiettivo è quello di implementare questa idea su tutto il territorio o specificatamente per Venezia, dato che ci troviamo oggi qui a Venezia? Allora, tutte le cose che facciamo iniziano sempre a Venezia, in questo spazio che si chiama H3, e in particolare in questo progetto noi vorremmo utilizzare il nostro campanile. Abbiamo un campanile qui nel nostro edificio che vorremmo utilizzare per degli orti verticali, che poi cercheremo di capire attraverso questo progetto che dura un anno come estendere questo altrove, non solo in campanili, ovviamente anche in altri spazi. Ha parlato di H3, la sede che ci ospita, se vuole dirci qualcosa in più su questo luogo. Okay, questo luogo è una ex chiesa benedettina che dopo è stata trasformata nell'Ottocento in una fabbrica di magliette, di indumenti, e poi è stata abbandonata e poi restaurata dal comune grazie ai fondi europei come incubatore d'impresa. Adesso noi siamo entrati quest'anno come gestori di questo spazio e abbiamo come obiettivo creare 10 start-up da 10 persone, quindi 100 posti di lavoro a Venezia, per dar lavoro a veneziani di qualsiasi origine e a giovani di qualsiasi età. Oggi ci saranno dei workshop, dei laboratori, voi ne curate qualcuno, ci può spiegare in cosa consistono? Allora, oggi abbiamo una serie di laboratori di esempi di quello che poi sarà il resto di questo progetto per tutto l'anno, dove cerchiamo di reclutare praticamente gente che vuole partecipare ai nostri corsi che cominceranno a gennaio. Sono 3 corsi, 3 masterclass, tutto gratuito, e quindi questo di oggi è un po' un'occasione per presentare quello che faremo durante tutto il resto dell'anno. Un'ultima cosa, abbiamo visto che avete portato una serra, un esempio di serra, e anche in questo caso se ci vuole spiegare di cosa si tratta. Sì, allora, siccome tutto il nostro progetto ruota attorno appunto all'agricoltura urbana diffusa, abbiamo cominciato ad approntare degli esempi di colture idroponiche o acquaponiche che abbiamo già qua che mostriamo già in questa sede. In futuro arriveranno anche dei robot che cominceranno a coltivare nel campanile, e quindi contiamo che entro un anno qui ci sarà sicuramente delle serre vere con piante che crescono e con robot che le tengono sott'occhio.